Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. L'ondata di violenza che investe le città siciliane. Nel catanese 2 turiste ungheresi violentate da 3 marocchini senza permesso di soggiorno. Avevano accettato un passaggio al loro B&B a Catania. Blitz della polizia a San Berillo, operazione alto impatto della prefettura. Venerdì prossimo in città la Commissione Nazionale Antimafia. Intanto a Palermo si continua a sparare, ferito un uomo a colpi di pistola nel quartiere Ballarò. E la criminalità parte dalla scelta delle cattive compagnie e delle strade sbagliate. A Gela il procuratore per i minori Cosentino lancia l'allarme. Avrebbe intascato i soldi che i cittadini e avvocati pagavano per i ricorsi amministrativi. Il funzionario del TAR di Palermo è già stato licenziato, indagano Procura e Corte dei Conti. Il caso Can si chiude con l'archiviazione. Niente processo per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni. Io mi rifiuto, la nuova campagna rap con Ficarra e Picone, Pif, Stefania Petix. Un appello a rispettare Palermo e l'azienda di raccolta rifiuti nel suo lavoro. Calcio domani al Massimino, la sfida tra Catania e Monopoli. I rossazzurri, reduci da 2 vittorie consecutive, puntano al tris, impegni in trasferta per Trapani e Siracusa. Bentrovati, torniamo ad aprire questa edizione del telegiornale parlando dell'ondata di violenza che sta investendo le città siciliane da Catania a Palermo e partiamo proprio dalla città etnea dove 2 turiste ungheresi sono state violentate su un pulmino verso Paternò. Avevano accettato un passaggio da 3 migranti marocchini senza permesso di soggiorno che sono stati arrestati. Orazio Longo. Li hanno bloccati su un van che è stato trovato grazie al localizzatore del cellulare di una delle vittime attivato da una sorella che aveva segnalato la scomparsa al 112. 3 migranti di origine marocchina di 21, 22 e 24 anni senza permesso di soggiorno in Italia sono stati arrestati dalla polizia a Paternò nel catanese per violenza sessuale nei confronti di 2 giovani turiste ungheresi. Le ragazze avevano accettato un passaggio per tornare al loro B&B, ma questi le hanno portate in un luogo isolato, costringendole a subire atti sessuali. L'arresto è stato convalidato dal GIP che ha emesso nei confronti degli indagati la misura della custodia in carcere per violenza sessuale di gruppo. La polizia ha ricostruito la dinamica dell'accaduto. Le 2 ragazze, dopo una giornata al mare a Catania, avrebbero accettato un passaggio da 2 giovani che si erano offerti di accompagnarle al B&B in cui alloggiavano. Dopo un breve tragitto però i ragazzi le avrebbero portate fuori città e avrebbero iniziato a palpeggiarla in tutto il corpo. A un certo punto avrebbero fatto salire a bordo un loro connazionale che avrebbe costretto le ragazze ad assumere cocaina. I 3 avrebbero compiuto atti sessuali nonostante i continui dinieghi delle vittime. Poi una di loro sarebbe riuscita a telefonare alla sorella che era con un'altra amica a Catania dicendole di essere in pericolo e chiedendole di localizzarla con l'applicativo del cellulare, fornendo anche il numero di targa del furgone. Le volanti hanno rintracciato i 5 in una piazza di Paternò. Le 2 turiste erano in lacrime su una panchina e i 3 giovani erano vicino a loro. Le giovani sono state trasportate in ospedale e poi hanno presentato una formale denuncia. I 3 uomini sono stati arrestati. Intanto, proprio per parlare di controllo del territorio, a Catania si attende per venerdì prossimo la Commissione Nazionale Antimafia. Proseguono i controlli delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio, come ci racconta Luca Ciliberti. Sicurezza a Catania, l'attenzione resta altissima. Nelle ultime ore nuove attività di controllo straordinario a San Cristoforo, quartiere ad alta densità criminale a Catania. Oltre 50 poliziotti hanno battuto palmo a palmo il territorio, sgominando alcune fiorenti piazze di spaccio. Scoperti anche numerosi allacci abusivi alla rete elettrica e alcuni garage trasformati in stalle abusive. Nello stesso quartiere la prefettura ha coordinato una nuova operazione interforze ad alto impatto, eseguiti oltre 600 controlli tra Picanello e San Cristoforo, in manette 3 spacciatori, al setaccio chioschi, bar e centri scommesse, luoghi spesso ritrovo della criminalità. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, sparatori notturni, violenze di gruppo e non ultimi 2 omicidi in pochi mesi per mano di 2 parcheggiatori stranieri abusivi, venerdì prossimo si riunirà a Catania la Commissione Nazionale Antimafia. È fondamentale che lo Stato faccia sentire la propria vicinanza ai cittadini catanesi con fermezza e soprattutto con atti concreti. E la Commissione Antimafia sarà qui per ascoltare, approfondire e dare un segnale forte di presenza alle istituzioni.
La Commissione, come ha già fatto altre volte, si adopererà per cercare di dare un contributo e per esercitare le proprie prerogative volte appunto ad approfondire ma anche a rassicurare il contesto sociale. Dai primi esiti dell'autopsia disposta sul cadavere di Alessandro Indura, infine emerge che il quarantenne è stato ucciso da una coltellata scagliata al culmine della lite con il parcheggiatore abusivo etiope conosciuto nel quartiere come Thomas all'interno dell'area di sosta della MTS in Corso Sicilia. E a Palermo intanto si torna a sparare. Ancora una volta il quartiere di Ballarò fa da scenario. L'uomo raggiunto da un colpo di pistola a 49 anni e non è in pericolo di vita, ma si riaccende l'allarme sicurezza. Marco Gullà. La legalità uccide, 41 bis, uguale tortura. Siamo nel cuore del quartiere Ballarò e proprio qui, ieri sera, si è tornato a sparare. Proprio davanti a queste scritte un uomo, Antonino Madonia, di 49 anni, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Contro Madonia sarebbero stati esposti 4-5 colpi di pistola. Solo uno è andato a segno. I carabinieri hanno passato al setaccio la zona per cercare bossoli e tracce della sparatoria. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del ferimento e ricostruire anche i possibili motivi. Un episodio che torna a far scattare l'allarme sicurezza nel centro storico. Proprio qualche giorno fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi preannunciava un irrobustimento di uomini per far fronte all'emergenza. Ha confermato l'impegno del Ministero a irrobustire le fila delle forze dell'ordine che operano a Palermo. Credo che all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si sia fatto e si stia facendo un buon lavoro attraverso il dispiegamento interforze sul territorio, al quale partecipa anche la Polizia Municipale. E come vediamo da queste immagini, in via Macheda ci sono presidi fissi delle forze dell'ordine, ma come è noto, dal tramonto in poi, in questa fascia di città cambia tutto. Del resto c'è chi è convinto che la legalità uccide. A Messina la polizia ha arrestato per usura un uomo accusato di aver prestato denaro a tassi usurai a 2 imprenditori in difficoltà economiche. L'usuraio è stato preso subito dopo aver incassato da una delle 2 vittime una rata del debito. E la violenza, la criminalità spesso sono il frutto di strade sbagliate, prese sin da giovani. A Gela il procuratore dei minori Cosentino lancia l'allarme. Troppi adolescenti scelgono la strada sbagliata, spinti da solitudini e famiglie fragili, come ci racconta Gerry Italia. Senso di impunità e voglia di soldi facili legati allo spaccio e al consumo di droga. Gela, cuore del Nisseno, resta terreno fertile per una delinquenza minorile che non arretra. A denunciarlo il procuratore per i minori Rocco Cosentino dopo l'arresto dei 2 giovanissimi responsabili della spaccata in pieno centro storico a Gela ai danni di una gioielleria. Per la procura per i minorenni non è un caso isolato, ma il riflesso di un fenomeno radicato. Ragazzi poco più che adolescenti che scelgono la violenza per sentirsi forti, spesso cresciuti in contesti familiari fragili, quasi sempre lasciati soli. Eppure dietro questi gesti brutali ci sono storie di fragilità. Il 99%, ribadisco, questo numero delle responsabilità per i problemi che affliggono i giovani è da ricondursi alla famiglia. È da dire però che se molte volte per la nostra esperienza quotidiana è vero che la famiglia trascura i giovani, però è anche vero che ci sono dei casi positivi, cioè che fanno ben sperare nel futuro. Ma non è tutto buio, esistono giovani che hanno scelto di ribellarsi a questo destino, percorsi di recupero che dimostrano come cambiare sia possibile. Nel 50-60% dei casi gli utenti, diciamo così, minori del nostro servizio a tutela loro e tutela non si fanno più rivedere presso i nostri uffici, ciò che vuol dire che non delinquono più. Un segnale positivo arriva anche dai numeri. Dal 2021 a oggi i reati commessi dai minori nel Nisseno sono diminuiti di oltre il 30%, un'inversione di tendenza che mostra come il futuro di Gela e dei suoi ragazzi non sia scritto, ma ancora tutto da costruire. Un funzionario anziano del TAR di Palermo è accusato di aver intascato le tasse di registro che cittadini e avvocati pagano per i ricorsi amministrativi. Per lui è scattato il licenziamento e ora è indagato sia dalla Procura Penale che da quella della Corte dei Conti, come ci racconta Maglio Viola.
C'è un buco nelle casse del TAR della Sicilia, un buco nei conti delle tasse che vengono pagate dai cittadini per presentare ricorso al Tribunale amministrativo. Si tratta di importi che vanno da 300 a 6.000 euro per ogni ricorso presentato a seconda del valore del contenzioso, soldi che però nelle casse del TAR non ci sarebbero. La scoperta è stata fatta dagli stessi giudici amministrativi dopo il passaggio di consegne alla guida dell'ufficio che si occupa di questi incassi. La vicenda è stata scoperta qualche tempo fa, ma era rimasta sotto silenzio fino ad adesso. Ora emerge dopo che il Tribunale amministrativo ha licenziato con il sospetto di essersi appropriato di quelle somme il più anziano dipendente. Mauro Basile, cancelliere esperto e considerato un punto di riferimento da tutti, si è visto notificare il provvedimento di licenziamento al culmine di un procedimento disciplinare a suo carico durato qualche mese, e adesso c'è anche una indagine della Procura distrettuale ed una seconda indagine della Corte dei Conti a suo carico. Le verifiche sono state delegate da entrambi alla Guardia di Finanza. Dal TAR nessun commento se non la conferma dei fatti e il dispiacere per una vicenda grave, oltre al riserbo dovuto alle indagini in corso, con una sola precisazione: è stato lo stesso Tribunale amministrativo a scoprire l'ammanco e avviare il procedimento disciplinare, segnalando l'accaduto alle procure competenti. Archiviata l'inchiesta sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Niente processo penale per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni, nonostante il TAR abbia deliberato che quell'affidamento senza gara fosse illegittimo. Manlio Viola. Non ci sarà nessun processo penale per lo scandalo della mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Nonostante l'incarico da 3.700.000 euro affidato alla società del Lussemburgo Absolute Blue fosse illegittimo, così come sentenziato dal TAR il 9 marzo del 2024 con decisione passata in giudicato ad aprile, questa illegittimità non costituisce però un reato di natura penale. Lo ha deciso il GIP di Palermo, Patrizia Ferro, che ha archiviato l'inchiesta considerando le prove acquisite non sufficienti a portare ad un processo. Archiviazione quindi per Lucia Di Fatta, allora dirigente generale del turismo, per Calogero Franco Fazio, il dirigente che firmò il contratto da 3.700.000 euro, per Nicola Tarantino, responsabile della Sicilia Film Commission. L'archiviazione sul fronte penale era un fatto atteso da tempo ormai. La Procura europea, che aveva ricevuto la segnalazione del TAR indagando su questi fatti, aveva riscontrato la difficoltà a provare un reato e trasmesso a sua volta gli atti alla Procura di Palermo per approfondire altri aspetti emersi durante l'inchiesta ma non legati direttamente alla mostra di Cannes. Aspetti quindi di non competenza della EPPO. Da lì hanno avuto origine altre 2 inchieste, in particolare i filoni che hanno portato all'indagine sul presidente dell'ARS Gaetano Calvagno e sul suo entourage, e a quella per i contributi dell'assessorato al turismo, intanto transitato sotto la guida dell'assessore Elvira Amata. Quest'ultima è stata ascoltata dagli inquirenti appena l'altro ieri, a distanza di 2 mesi dall'avviso di conclusione indagini, e ora si attendono le decisioni della Procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio ed a seguire quelle del GIP anche su questi altri 2 filoni di indagine. Slitta ancora la partenza delle barche dalla Sicilia che aderiscono alla flottiglia in direzione Gaza. Non è più prevista per domenica 7 settembre, ma è stata spostata nei giorni successivi. Siamo pronti, ma la dimensione della nostra missione è globale, dicono gli attivisti. La tragedia del Basian, la tempesta in arrivo, sarebbe stata sottovalutata. È quanto emerge dalla ricostruzione fatta dal marinaio di guardia tra gli indagati per il naufragio che un anno fa costò la vita a 7 persone. Emanuela Corsi. 2 inchieste aperte, 7 morti, 3 indagati e una causa ancora da accertare. A un anno dal naufragio del Basian nella rada di Porticello emergono nuovi dettagli di quella notte costata la vita, tra gli altri, anche al magnate britannico Mike Lynch, proprietario del veliero. A fornirli è il marinaio di guardia Matthew Griffiths, indagato per naufragio colposo e omicidio plurimo colposo assieme al comandante e all'ufficiale di macchina. Per tutta la notte ho visto che la tempesta stava arrivando verso di noi, avrebbe detto il marinaio alla procura di Termini Imerese alla guardia costiera. Era l'una. Fino alle 4 non mi ero preoccupato. A quell'ora poi, secondo il racconto dell'indagato, la tempesta diventava sempre più forte e l'imbarcazione cominciava ad indietreggiare. A quel punto, verso le 4:10, decise di chiamare il comandante Catfield, che arrivò sul ponte di comando. Griffiths ha poi ammesso: potevo svegliare prima il comandante e chiudere i portelli di prua prima, ma non credo che la barca poteva salvarsi. Nelle parole di Griffiths potrebbe esserci l'origine della catena di errori umani che hanno portato alla tragedia. Ma la versione non coincide con quanto accertato dalla Capitaneria di Porto, soprattutto per quanto riguarda gli orari. Il messaggio di affondamento lanciato da un GPS è delle 4:06. I superstiti invece collocherebbero l'affondamento alle 4:24. Tanti ancora i punti irrisolti e soprattutto una domanda: perché è affondato il Basian?
Lo stato di salute delle coste non è buono, lo dice il report Mare Nostrum 2025 di Legambiente. Sicilia ai primi posti delle classifiche relative ai reati penali, a cominciare dall'abusivismo edilizio di costiera. Orazio Longo. Da Mare Nostrum, come dicevano i romani 2000 anni fa, a Mare Monstrum, come dice Legambiente oggi, nel report 2025 che racconta lo stato di salute delle coste italiane. Cemento illegale, inquinamento, pesca di frodo e violazioni del codice di navigazione. Il 2024 è stato, secondo l'associazione, un annus horribilis per i mari italiani. La Sicilia spicca nelle prime posizioni per gli illeciti penali, seconda dietro alla Campania con 3.155 casi. Numeri alti per l'abusivismo edilizio di costiera che nella nostra isola ha contato 1.180 reati, l'11,4% del totale nazionale. In merito alle demolizioni, tra i comuni citati nel report c'è quello di Carini, in provincia di Palermo, che ha portato alla pronuncia della Corte Costituzionale, respingente le questioni di legittimità sollevate dal CGA e confermante la normativa siciliana che vieta l'edificabilità della fascia di 150 metri dalla battigia. A Lipari, dal 2004 al 2022, sono stati colpiti da ordinanza 1.800 fabbricati e ne sono stati demoliti 500 e rotti. Lunga la lista degli stabilimenti balneari sotto sequestro, un po' meglio la condizione dell'inquinamento, dove la Sicilia, regione più controllata d'Italia, è solo, tra virgolette, al sesto posto con 699 reati. Palla al piede la depurazione, con l'Italia condannata a pagare una penalità di 13 milioni ogni 6 mesi fino all'adeguamento dei 4 agglomerati di Castellammare del Golfo, Cinisi e Terrasini in Sicilia e Courmayeur in Valle d'Aosta. Infine la pesca illegale, che conferma la Sicilia in testa alla classifica con quasi 900 reati accertati. Nella pesca industriale il controllo mafioso non si è limitato al solo ambito economico, ma ha inciso anche sul piano ambientale e sociale. Andiamo a Palermo, dove la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, lancia una campagna di sensibilizzazione verso tutti i cittadini e lo fa con i volti di personaggi molto amati e palermitani come Ficarra Picone, Stefania Petix, Pif. Vediamo. Da soli non possiamo farcela, i cittadini devono aiutarci. L'appello è del presidente della RAP Giuseppe Todaro. Questione rifiuti a Palermo. Questa mattina a Palazzo Comitini è stata lanciata la nuova campagna di sensibilizzazione da parte della RAP, l'azienda che nel capoluogo si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Testimonial di questa campagna Ficarra Picone, Pif e Stefania Petix. Da soli, questo è il messaggio, non ce la potremo fare mai, perché questa è una comunità prevede che ci sia noi non dobbiamo fare un impianto, lo montiamo e ce ne andiamo, noi dobbiamo collaborare con i cittadini ogni giorno ed è ormai, ho una certezza dimostrabile, verificabile, certificabile, che la RAP potrà diventare la migliore azienda al mondo, ma mai potrà tenere una città pulita se non collaboriamo tutti insieme. Io mi rifiuto non è solo uno slogan, ma un invito a tutti i cittadini a rifiutarsi di sporcare, di voltarsi dall'altra parte, di arrendersi al degrado e ad amare davvero Palermo, aiutando concretamente la RAP a riportare decoro e dignità in ogni angolo della città. Di aggiungere un altro passo all'evoluzione, che per forza, perché l'evoluzione civica e civile non si può fermare. Noi abbiamo voluto aggiungere un altro passo con tutti quanti per mettere come testimonianza anche il fatto che noi ce la dobbiamo mettere tutta, perché noi siamo sempre bravi a dire gli altri, però se noi nel nostro piccolo facciamo quello che è giusto fare, diceva Pino Caruso, non buttiamo la città per terra. E se noi collaboriamo a non buttare la città per terra diventa bellissima, più bella di quella che è. Alla RAP sono in arrivo nuovi mezzi, sono previste nuove assunzioni e sono già attive fototrappole contro gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada. Ci fermiamo per una pausa, a tra poco. Ritorniamo in studio con lo sport, vigilia di campionato per il Catania che domani sera si prepara ad affrontare il Monopoli. I rossazzurri, reduci da 2 vittorie consecutive, non vogliono fermarsi, a trascinarli un Massimino che si preannuncia stracolmo. Francesco Triolo. 2 vittorie consecutive, l'affidabilità della difesa, la solidità mostrata nell'ultima partita di Cava dei Tirreni. Il Catania però adesso è chiamato ad un'ulteriore conferma. Al Massimino domani sera arriva il Monopoli ed è già una delle partite più attese, una di quelle più insidiose di questo avvio di campionato per la squadra di Mimmo Toscano. Tecnico che dovrebbe confermare la stessa formazione che ha conquistato 2 vittorie consecutive, dando un segnale importante al campionato, ma prima di tutto al suo stesso ambiente. E infatti il Massimino sarà stracolmo
pronto a trascinare i rossazzurri. Noi dobbiamo essere concentrati e rimanere concentrati su noi stessi, fare le cose per bene, la cosa più importante, le cose che sappiamo fare, avere sempre la percezione del pericolo. Rispetto alla vittoria di Siracusa, i pugliesi avranno a disposizione in più anche Giovanni Volpe, arrivato in prestito dal Catanzaro, e da ultimo Riccardo Calcagni, centrocampista classe 94, tesserato in chiusura di mercato dal Novara. È una squadra che la passata stagione ha fatto un ottimo campionato, lo vuole ripetere, quindi le insidie di una gara ci sono tutte. Noi dobbiamo essere pronti, carichi, ed essere pronti soprattutto a quelle che potrebbero essere le situazioni da sfruttare noi e limitare le loro. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, confermato l'appuntamento con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Carli, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi dei nostri inviati e in studio i messaggi WhatsApp, risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. Trapani e Siracusa in trasferta. Questo fine settimana il Trapani domani alle 17:50 affronterà il Sorrento sul neutro di Potenza, mentre il Siracusa, che si è rinforzato dopo gli ultimi acquisti, domenica alle 20:30 andrà a far visita all'Audace Cerignola. Franco Cammarasana. Il Trapani per la conferma, il Siracusa per il riscatto. Obiettivo comune è un risultato positivo. Sarebbe il terzo per il Trapani dopo il pari di Casarano e la vittoria sul Latina. Primi punti invece per il Siracusa dopo il ritorno in Serie C a seguito delle sconfitte contro Salernitana e Monopoli. Entrambe in trasferta alle due siciliane. Il Trapani contro il Sorrento si gioca domani pomeriggio alle 17:30 al Viviani di Potenza, visto che il vecchio Campo Italia, tanto caro al comandante Achille Lauro, è ancora alle prese con la ristrutturazione. Per l'occasione Aronica potrà disporre degli ultimi arrivati Stramaccioni e Palmieri, anche se si va verso la conferma dell'11 sceso in campo contro il Latina. Assenti l'infortunato Nicoli e l'altro difensore Andrej Motok, impegnato stasera con la nazionale della Moldova contro Israele nelle qualificazioni per i prossimi mondiali. Sicuramente delle novità nel Siracusa, che domenica sera alle 20:30 va a far visita all'Audace Cerignola. Il tecnico Turati avrà a disposizione un organico più completo dopo gli arrivi di Pacciardi, Fresen, Cancellieri, Silla e Parigini, quest'ultimo venuto a dare manforte ad un attacco privato di Juan Ignacio Molina, procuratosi la frattura di un menisco nel suo primo allenamento a Siracusa. Compito non facile per Turati scegliere un 11 in un cantiere che in settimana ha cercato di assemblare, facendo leva sui nuovi arrivati, alcuni dei quali però con una dote non indifferente di esperienza. Ancora una breve pausa, a tra poco. Di nuovo in studio, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo minuto, grazie per essere stati con noi da parte mia dei tecnici della regia, un buon proseguimento di serata, arrivederci.